Rivolgere il suo sguardo al futuro, conferire al sardo pari dignità con la lingua italiana. Queste alcune delle parole spese ieri dal presidente della regione Cristian Solinas in occasione del giorno della lingua materna internazionale, ricordando anche il ruolo che la lingua sarda riveste nel dare forma all'identità culturale dell'isola. Parole fortemente criticate dal CSU, il coordinamento per la lingua sarda ufficiale, che accusa l'assessorato regionale dell'istruzione di ridurre la lingua sarda a dialetto folk, valorizzando eccessivamente qualsiasi dialetto o variante territoriale, ostacolando così il processo verso un bilinguismo ufficiale e una normalizzazione della lingua. È una provocazione alla regione che, essendo sardista, essendo indipendentista, essendo tutrice e promotrice della lingua sarda, ha disatteso persino l'ultima legge, molto ambigua tra l'altro, l'ultima legge 22 firmata da Paolo Sedda. Però questa legge prevede alcune cose, per esempio il mantenimento dello standard. Lo standard che, nonostante tutte le ilazioni che ci sono in giro, non vuole soffocare le parlate locali, anzi il legislatore aveva previsto anche degli organismi a supporto, a tutela e valorizzazione della lingua sarda. Questi organismi non ne sappiamo più niente. Chiediamo che la regione prenda atto, che quantomeno prenda atto dalla legge 22. Vogliamo che il sardo sia una lingua come il greco, una lingua da studio, accademica, cosa? O vogliamo che le nuove generazioni, Zapissinnia, possa parlarne? Ecco, io personalmente chiedo, in aggiunta al documento, che la regione, nello specifico l'assessorato alla cultura, si occupi di questa attività.